Buongiorno a tutti, oggi siamo in Cadore, esattamente a Santo Stefano di Cadore, provincia di Belluno. Questa è la caserma Carlo Calbo, compagnia Alpini d'Arresto Val Cismon. Allora, io sono entrato perché non c'era nessun cartello, il cancello era aperto, la porta è aperta e non ho trovato nessuno all'interno, perché sennò avrei chiesto se si poteva fare un video o qualcosa, ma è tutto aperto, ci sono macchine parcheggiate, qui vedo che le caserme le utilizzano come parcheggi, quindi sono entrato. Non farò come sempre niente di male, se non fare un filmato di quello che resta di questa caserma, che ovviamente è completamente abbandonata, però potete vedere che ci sono anche ancora dei simboli sul muro delle varie compagnie o altre cose. Allora, vediamo dove possiamo andare. Questo è un edificio di 4 piani, più vedo anche i sotterranei, cosa che mi attira molto, anche se non so se ai sotterranei c'è qualcosa. Anche oggi sono in compagnia, ma non c'è il buon fidato Dante, oggi c'è Giordano, il mio compagno di mille avventure, mio figlio piccolo. Qui vediamo il termosifone in ghisa, una rarità. Eccoli qui gli altri, vuol dire che non se li sono rubati. Allora, qui possiamo vedere che la corrente è collegata, cioè nel senso c'è un impianto elettrico buono e non sono venuti a rubare il rame, per fortuna, anche se qui in montagna è più difficile venire a rubare il rame rispetto ad altri posti. Allora qui ci sono le scale, però prima di andare fin sopra, come vedete 4 piani, finirei questa parte della caserma. Sì, come vi dicevo, qui è tutto aperto, ma non c'è praticamente nulla. No, queste porte sono chiuse, una e una due, ma non è un problema. Non è un problema nel senso che dove arriviamo arriviamo e dove non arriviamo non arriviamo. Qui siamo in strada, ma ci sono i bagni. Qui l'edificio è finito praticamente. E io proverei a vedere, ho portato una lattina, proverei a vedere cosa c'è qui dentro, qui sotto, anche se non mi aspetto granché. E infatti c'è un sottoscala, no, non c'è il sotterraneo. Mi ha ingannato la cosa, non ci sono sotterranei, ma non importa, nulla di grave. Abbiamo comunque altri 3 piani da vedere. Pensate che ieri a Venezia, che era fresco, c'erano circa 28-29 gradi ed era fresco rispetto ai 35 del solito. Qui in questo momento ci sono 16 gradi, quindi pensate voi 16 gradi. Allora, qui hanno fatto dei buchi, non capisco il motivo, forse vogliono passare qualcosa, dei cavi, qualcosa dal piano terra fino a sopra. Anche qui vedete che hanno fatto delle rotture, ma nulla di particolare. Diciamo che ci sono meno immondizie del solito in questa caserma. I pavimenti sono perfetti, classiche mattonelle rosse che, come voi sapete, sono le classiche mattonelle di tutte le caserme, anche se di solito sono ottagonali, esagonali o ottagonali. Qui c'è una polvere da paura, vediamo se c'è aperta qualche porta, non credo, ma sì, non credo, e invece sì. Qui c'è il resto della caserma, anche se vi dirò nel resto della caserma non c'è nulla di interessante. Abbiamo visto che c'era la cucina qui più avanti, dopo quando usciamo vediamo anche il resto. Eccoci qua, nulla di particolare, sta venendo fuori anche il sole, quindi sarà più caldo. Chiudiamo la porta, giusto perché io preferisco lasciare sempre tutto com'è. Ricordatevi la regola dell'Urbex, si portano via solo immagini e nel mio caso filmati. Allora, fermi tutti, queste erano le camerate, queste qui erano le camerate, qui c'erano i soldati a dormire. 1, 2 camerate per lato,
Poi qui più avanti probabilmente c'erano le stanze dei sottufficiali o comunque dei caporali o chi controllava. E mi aspetto di vedere altre 2 camerate da questa parte, ovviamente. Da questa parte mi aspetto di vedere altre 2 camerate. Cosa c'è qui dentro? Una stanza fatta tutta in sughero? Perché? No, che è finto. No, è finto sughero, sono piastrelle finto sughero. No, è un sughero adesivo, ok, finto sughero comunque. Non so cosa fosse questa stanza, non ne ho la più pallida idea. Siccome ha un bagno, No, non è neanche un bagno, io non so cosa sia questa stanza. Però c'è uno spioncino per guardare dentro, ma non è blindata la porta, quindi non c'era né detenzione né armi. Detenzioni invece o armi potevano esserci qui dentro. La porta è perfetta, neanche la ruggine c'è. Sbarre anche alle finestre. Qui potevano esserci, questa poteva essere l'armeria, effettivamente. Qui poteva esserci l'armeria. Richiudiamo. Allora, qui infatti speculare all'altro lato della caserma, le 2 camerate a destra e le 2 a sinistra e i bagni in fondo. Una lampada per terra. Qui ci sono i bagni con le docce. Ok. Ripostiglio. Questo è il ripostiglio. Vediamo che ci sono gli scuri interni in questa caserma, o almeno in alcune stanze. Bene, allora il primo piano direi che l'abbiamo finito. Ci sono le camerate, mi aspetto di trovare delle camerate anche al secondo piano, ovviamente. Al terzo invece non lo so, vedremo. Allora, come potete vedere, come sempre, perline alle pareti, quindi una finitura di pregio, perché insomma le perline alle pareti una volta erano molto belle, anche se adesso non si usano più. Marmo in terra, di grosso spessore, 5 cm almeno. Eccoci qua, e camerate anche qui, ma camerate stranamente solo a destra, di là. Beh, intanto guardiamo di qua. Nulla di particolare. Dopo andremo anche all'ultimo piano. Allora, queste non sono camerate perché non c'è il foro superiore. O almeno non credo. Foresteria, eccoci qua, ripostiglio, foresteria. Chiudi la porta, Giovanni, che forse riusciamo a uscire di qua. No, come non detto. Qui c'è un bagno con vasca. Niente. Chiudiamo ancora per piacere. Allora, vediamo, anche qui vedete gli scuri interni che si conservano molto meglio, molto belli. Anche qui vediamo se c'è qualche cartello, servizi igienici, vabbè, non serviva a scriverlo. Andiamo a vedere la seconda parte del secondo piano, le camerate. Diciamo subito che ovviamente questa caserma è stata svuotata di tutto, è completamente vuota, però possiamo vedere il soffitto, ad esempio, che rispetto a molte caserme che abbiamo fatto è intatto. Poi vedremo se sarà intatto anche all'ultimo piano, perché bisogna vedere se anche all'ultimo piano è intatto. Qui vedete le 2 camerate come al primo piano, i bagni, tutto uguale alla fine, cioè cliché, ripostiglio anche qui. E di qua cosa c'è? Turche, le turche, uno degli incubi dei militari, le turche.
Sì, dicevo, la caserma è conservata abbastanza bene, ci sono queste rotture che non so se sono iniziati dei lavori e, e niente. Niente, noi abbiamo finito il secondo piano, andiamo al terzo e ultimo piano. Anche qui il soffitto è abbastanza conservato bene, qui c'è la finestra aperta, vediamo che vista si gode. Vabbè, arriva un'aria fredda che però col corpo caldo che arriva da Venezia dà un grosso refrigerio. Eccoci qua, eccoci qua. Qui vediamo qualcosa di interessante. Tante sbarre, tante porte con le sbarre. Vediamo cosa c'è. Qui i cartelli non ci sono perché li hanno tolti. Armerie. Ah, certo che ci sono tante stanze. Eccola qua, le rastrelliere per i fucili. Armerie. Con i codici anche delle varie armi. Bello, qui ci sono ancora le rastrelliere. Lì andava appeso qualcosa di più grosso. Qualcuno magari me lo potrà dire sui commenti del video. Vediamo le perline, lampadario perfettamente funzionante, anche lì qualcosa andava appeso. Qui c'è una perdita d'acqua, forse non la vedo perché ci sono le perline. Allora qui c'è il sottotetto e c'è anche modo di salire nel sottotetto. Io non lo faccio perché mio figlio non ha la patente a 12 anni, sarebbe per lui un po' difficile tornare a casa se mi faccio male. Allora, queste sono ancora camerate, anche all'ultimo piano le camerate. Qui dovevano essere molto fredde, credo. Però, così è. Ecco qua, qui il tetto è crollato. Una parte del sottotetto per l'esattezza è crollato. Peccato. Però d'altronde ragazzi ci vuole manutenzione. Qui hanno fatto delle feste perché vedo bottiglie, roba, hanno rotto tutti i sanitari, che tristezza, ma vabbè, il divertimento è il principe degli stupidi. E qui vi dico, sì, vedete, hanno mangiato e bevuto, sono patatine, Kinder, tè, Coca-Cola e birre, si sono divertiti con poco. Ci manca la seconda parte del terzo e ultimo piano, poi abbiamo finito. Poi andremo in giardino e vedremo se riusciamo a inquadrare anche gli edifici vicini come quello, come la cucina, perché ce n'è uno che si chiama la cucina, ho visto. Un attimo, questa è un'altra rastrelliera. Mi stavo per confondere, stavo per dire qui ci sono già stato, no, qui non ci sono già stato. Questa è un'altra armeria. Io vi dico che onestamente non ho mai visto una caserma con così tante armi, perché qui c'erano veramente tante armi. Lì c'era anche un sensore di movimento, che non so se era attivo con la caserma, onestamente non vi so dire quando la caserma è stata abbandonata, perdonatemi, ma non ve lo so dire. Mi viene comunque da pensare durante gli anni 90, tra la cancellazione della leva, la guerra fredda che non era più fredda e tutto, diciamo che comunque è molto bello qui perché il soffitto perlinato, cioè qui è crollato tutto, qui proprio da anni, però d'altronde ragazzi l'abbandono crea questo. Bene, abbiamo finito la visita all'interno dell'edificio principale. Adesso andremo giù nell'edificio a vedere un attimo da fuori gli edifici secondari, perché gli edifici secondari ho visto sono occupati probabilmente dal comune, da qualche ditta che l'ha avuta in gestione dal comune. Io qui sono entrato perché ho trovato tutto aperto, non c'era neanche il cartello di divieto d'accesso, non ho fatto nulla di male, ho fatto questo filmato e questo filmato sarà l'unica cosa che porto via. Allora, finiamo di scendere le scale e poi vi farò vedere il resto della caserma, almeno del giardino, sperando che nessuno ci interrompa mentre farò il video finale, perché non so se quando esco troverò della gente, delle macchine, qualcuno, perché vi dico,
Qui ho visto anche, sono stato anche in un'altra caserma che però era chiusa, vengono aperte e lasciate come parcheggi, quindi dentro la gente parcheggia. Non so se è autorizzata a farlo, ma io ho parcheggiato dentro e dopo di me è entrata una signora, mi ha salutato, ha portato via una macchina che era parcheggiata di fianco alla mia. Quindi sì, è anche giusto sfruttarle queste aree, perché piuttosto di lasciarle là chiuse, visto i problemi di parcheggio che ci sono anche in montagna. Eccoci qua. Allora, questa è una scala pericolante e non la prendo perché l'ho presa prima come esperimento da solo, ma io sono sempre famoso per questi esperimenti pericolosi, questa volta non esiste. Prendiamo la strada principale, vedete, è tutto aperto. Allora, vediamo se c'è qualche scritta sulla caserma. No, non c'è scritto nulla, non so se all'esterno c'è scritto qualcosa. Vedete, non c'è nessuno, ci sono dei mezzi probabilmente del comune per asfaltare le strade, per dei lavori, manutenzioni. Qui c'è un'altra palazzina, qui c'è una cucina e penso che sia finito tutto qui. E lì c'erano i garage con i mezzi militari. Io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e vi auguro una buona giornata.